vedo che ogni tanto continua sta fandogna, la regione deve coordinare, io dico vai avanti te che a me viene da ridere, cioè questo potrebbe essere il mood di questa dichiarazione. La regione coordini come fanno le altre regioni. Primo, costano circa 35 euro al giorno. Se noi ragioniamo con la visione non occidentale ma africana, ad ogni immigrato restano in tasca 2 euro al giorno per le spese di sigarette, telefono, quella roba. Ecco, fate magari un'inchiesta sui money transfer e andrete a scoprire che ci sono trasferimenti di risorse verso quegli immigrati, cioè da casa che manda Skype. Ma ancora vedrete un altro fenomeno, se ragioniamo con la testa dell'africano lo si capisce, che i 2 euro capitalizzati a fine mese sono 60 euro e valgono uno stipendio di 2-3 mesi nel paese d'origine. Se voi lo guardate da quest'ottica, cioè, non sai che qua comunque vanno a cadere male. Ti dà da mangiare, ti dà da bere, ti ospitano, ti dai anche tutto il comitato di accoglienza, abbiamo visto come funziona, e in più hai anche modo di dare una rimessa a casa. Sono poveri, sono persone che comunque sono dei migranti economici. Poi sono i profughi sono un'altra roba. E c'è un referendum che sostanzialmente è concesso, no? Adesso si tratta di blindare il percorso e fare in modo che questo referendum sia una roba seria, sia una roba che abbia una ricaduta, perché i referendum tanto per farli non servono a nulla, e sia soprattutto blindato e rispettoso del fatto che poi non ci sia qualcuno che arriva con danni erariali o altra roba del genere, perché qua c'è poco da fare gli eroi, le cose vanno fatte bene.